Il capitano Lolo Barbieri, dicevamo, se uno prende, guarda internet, dice Scandiano vince 4-3, bah, ha vinto col minimo sforzo, massimo risultato. 8 camicie, non 7 stasera. Sì, si sono presentati comunque in modo molto organizzato, specialmente nel primo tempo abbiamo fatto fatica, infatti siamo andati anche sotto. No, niente, c'è da fare dei gran complimenti al Follonica perché stasera ci ha fatto, come hai detto te, sudare l'8ª camicia e niente, dobbiamo ripartire comunque dal risultato che i 3 punti ci servivano dopo un periodo un po' complicato e niente, prepariamo la partita di martedì. Quello di buono sicuramente è stato l'atteggiamento della squadra che dopo, visto che la partita era anche un po' sporca, è andata in difficoltà qualche volta nel finale ma ha retto, e quindi questo è un segno di reazione della squadra. Sì, anche il mister nell'intervallo ce l'ha chiesto comunque di farci valere, di alzare il ritmo, di alzare la concentrazione e diciamo che ci serviva diciamo, una scossa mentale e secondo me nel secondo tempo a sprazzi l'abbiamo fatta anche vedere. Abbiamo avuto come al solito un pochino di cali, però comunque il risultato l'abbiamo portato a casa. Martedì dicevi, ma hai anticipato col Viareggio, partita fondamentale e anche un po' una toccasana, perché se si ottengono 3 punti col Viareggio, insomma, si resta su in classifica ed è anche una boccata d'ossigeno e anche di autostima. Sì, come ti ho detto prima, dobbiamo continuare da questi 3 punti e cercare delle altre vittorie. Secondo me sarà un bivio, anche perché dopo abbiamo la partita fuori casa con i Pumas e arrivare là comunque con altri 3 punti per il morale e per la testa fa tanto, quindi insomma è di fondamentale importanza riuscire a vincere. Grazie e ancora complimenti. Grazie a voi.